Oggi in Sala Celio a Rovigo il confronto tra ZLS e Futuro. Siamo con il senatore del PD Francesco Boccia. Onorevole, ZLS è nel territorio polesano europeo. Quali sono le sfide ma anche le opportunità da affrontare? Come è noto, il Partito Democratico volle fortemente la ZLS sulla base di un ragionamento politico che era partito dalle ZES per il Mezzogiorno. Questa è stata una battaglia che noi abbiamo fortemente voluto e come è noto in questo passaggio di finanziamento della ZLS avevamo chiesto al governo di avere il coraggio di finanziarla su un periodo pluriennale in maniera strutturale. Avevamo chiesto di coprire fino al 2027, il governo si è fermato al 2024 per 80 milioni, un emendamento del senatore Martella che è anche il segretario regionale del Partito Democratico prevedeva il finanziamento di 80 milioni l'anno per 4 anni, non è stato così, lo riteniamo un piccolo primo passo, critichiamo il governo sulla estemporaneità, loro hanno un concetto di bonus annuali. Le imprese non investono se non vedono un impegno pluriennale da parte dello Stato, perché noi chiediamo alle imprese ovviamente di fare investimenti nel medio e lungo termine, il confronto qui è proprio su questo, sull'impegno che le imprese assumono al quale deve corrispondere un impegno dello Stato. Quindi noi torneremo alla carica, chiederemo al senatore Martella di ripresentare l'emendamento, benino questo primo passo, ma serve fare molto di più perché questa terra è una terra che ha molto da fare e da dire, ha una storia che noi vogliamo non solo rivendicare ma anche valorizzare sia dal punto di vista industriale che sull'agricoltura e su tutte quelle attività che possono rientrare in uno sviluppo sostenibile nuovo sul quale puntiamo.